siamo qui per dire che le cose stanno peggiorando tanto. Hanno sfilato in centinaia e centinaia a Padova giovani che hanno aderito allo sciopero globale del clima che si svolge in 70 città d'Italia. Nel nostro paese la manifestazione indetta da Fridays for Future si svolge alla vigilia del silenzio elettorale che precede le consultazioni politiche che si terranno domenica. Molti temi che i giovani vogliono portare all'attenzione dei politici. Ci sono molti motivi per scendere in piazza. Oggi in tutto il globo migliaia di persone stanno scendendo nelle strade e a Padova forse è il primo corteo più partecipato dopo la pandemia. Le motivazioni sono tante, a partire dalle alluvioni e le devastazioni climatiche che abbiamo visto nelle Marche come in Pakistan in questi ultimi mesi, alla morte di un terzo studente durante l'alternanza scuola-lavoro che per noi è prettamente collegato con questo modello di sviluppo. Ed inoltre, come veniva ben detto, la questione energetica. Non crediamo sia possibile accettare la speculazione energetica che in questo momento sta venendo fatta, di cui le conseguenze le pagheranno cittadini e cittadine e persone che chiaramente con la crisi in atto non hanno la possibilità di pagare tutti questi rincari. Il corteo, partito dalla stazione di Padova, ha toccato le vie principali della città, bloccando a tratti il traffico per poi concludersi in Prato della Valle con interventi e dibattiti per chiedere a livello globale misure urgenti per frenare il riscaldamento del pianeta.